L'unione fa la forza e permette di avere migliori risultati. Ne sono convinti i membri di Una è Unica, secondo cui la separazione tra Venezia e Mestre porterebbe solo danno. Ciò che serve sono buoni amministratori. Questo è un monumento eretto in memoria di Gaetano Zorzetto, che io ritengo il miglior amministratore che la città di Venezia e Mestre in particolare abbiano mai avuto. Un uomo che parlava di Mestre Bella, un uomo che ha sognato e poi ha fatto realizzare questo bosco che abbiamo dietro, il bosco di Mestre, il parco di San Giuliano, la piazza, tutta una serie di progetti stupendi che Mestre ha potuto avere anche perché prima c'era lui come persona, come amministratore capace e poi perché era anche Venezia. I fondi per fare queste cose difficilmente sarebbero arrivati in una città di Mestre con una forza politica relativa. Quindi quello che dobbiamo cercare sono buoni e grandi amministratori, non la separazione della città. Inevitabile un commento sulle ultime dichiarazioni dell'avvocato Marco Sitran, uno dei maggiori promotori referendari, che ha sollevato la questione del quorum. Il referendum consultivo, dice, non lo prevede e per questo si dice pronto a presentare ricorso. Stiamo arrivando a una sorta di schizofrenia proprio amministrativa, cioè bravissimi, hanno vinto il ricorso perché ne avevano un motivo, è giusto, il referendum è un grande atto di democrazia e di intervento del popolo in quello che sono le decisioni più importanti. Ma oggi non si può chiedere praticamente di amministrare nuovamente il referendum anche a posteriori, cioè non si può aspettare il risultato per dopo intervenire e ricorrere sul risultato di una cosa che invece secondo me va presa per quello che è e sarà l'opinione e la decisione del popolo.